Eccoci qua ragazzi, a raccontare una delle storie più incredibili del calcio moderno. La squadra dello zoccolo duro, il Venezia. Allora raga, questa è la foto del nostro grande presidente, del presidente che ci ha portato a vincere tutto. Adesso elencheremo i trofei. Una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Supercoppa Europea, una Europa League e uno scudetto. Ma proprio nel momento di massimo splendore, il crollo. Il nostro presidente, con dei debiti incredibili, purtroppo lascia l'Italia e vola a Dubai. La situazione è disperata a metà del quinto anno, che comunque il Venezia sta lottando per le posizioni di vertice e sta andando bene in Champions League, dichiara il fallimento, retrocessione all'ultimo posto e dallo scudetto si passa di nuovo all'inferno della Serie B, come nel primo anno dove il nostro presidente ha preso la nostra squadra. Ci sono stati tanti momenti indimenticabili, il nostro presidente è riuscito a creare qualcosa di grande con un budget incredibile, ma a un certo punto il giocattolo si è rotto e adesso dobbiamo ripartire dalla Serie B insieme, uniti. Qualcuno si è preso un anno sabbatico e quindi magari tornerà fra un anno, fra due, non si sa, però intanto lo zoccolo duro è presente. I soliti noti con qualche sorpresa. Api comunque è tornato negli ultimi tempi, vuole ritornare. Chiaramente la fascia di capitano in questo momento non è più del nostro presidente, ma sarà assegnata a un altro giocatore, a un giocatore beffardo, un giocatore arrogante ma allo stesso tempo fenomenale. Non voglio spoilerare niente, ma la fascia di capitano sta volando verso l'est Europa. Niente raga, allora adesso, dopo tutta questa prefazione, diciamo, elenchiamo i successi anche singoli della squadra, che tutti insieme con questa foto del Cume, insieme a tutti gli altri, vuole tornare a vincere con il Venezia. Allora, nei best save, Mito ha vinto i primi 2 anni, poi ha vinto il nostro presidente Apicella, di nuovo Mito nell'ultimo anno non è stato segnato per fallimento. Best fail, primo anno non ha segnato, secondo anno Pintus, terzo Eyman, quarto Mito, ultimo anno non ha segnato per il fallimento. Miglior assist, primo anno Eyman, secondo Agi, il nostro Alexandro, terzo e quarto anno Gai, quinto anno non ha segnato per fallimento. Best goal, Tognin il primo anno, Veneziano secondo e terzo, Eyman quarto anno, l'anno dello scudetto, l'anno del gol più bello della storia del Venezia, quinto anno non ha segnato per il fallimento. MVP, ha vinto sempre Veneziano per 4 anni, ultimo anno non ha segnato per il fallimento. I trofei li avevo già elencati, ma voglio scandirli bene: una Coppa Italia, una Europa League, una Supercoppa Europea, uno scudetto, una Supercoppa Italiana. Adesso ci dobbiamo rialzare tutti insieme, dallo scudetto alla B, dalla B alla Champions League. Questo deve essere il nostro slogan e ripartiamo con solo un volto nuovo, insieme ai 2 acquisti che insomma hanno giocato pochissimo perché hanno fatto metà anno, dopo c'è stata la retrocessione, e la squadra sarà sempre aperta a tutti, a chi insomma segue lo zoccolo duro costantemente. Qualche membro dello zoccolo in questo momento non c'è, o per pause di riflessioni o per cessioni in altre squadre, ma chi vuole può tornare, tutti possono tornare. Ragazzi, il Cume c'è, voi ci siete, il presidente è tornato, anche se insomma a mezzo servizio perché deve recuperare dalla bancarotta. Noi siamo pronti. Forza Venezia, forza Zoccolo.